Oltre un anno di indagini che hanno portato alla luce un sistema criminale che aveva l'obiettivo di adescare giovani, giovanissimi, sia per produrre materiale pedopornografico, sia per costringere o convincere le vittime ad atti sessuali, con i due arrestati, un 27enne dell'Ecuador, rider e animatore in un oratorio, e un 39enne italiano incensurato, impiegato in una ditta di autotrasporti. Nella rete dei due sono finiti almeno una decina di minori, identificati dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano e dai militari della sezione operativa della compagnia Carabinieri di San Donato Milanese, tra le province di Treviso, Monza, Brianza e Milano. L'operazione, coordinata dalla procura milanese, è scattata dopo la denuncia di una coppia di genitori preoccupati per gli improvvisi cambiamenti nelle abitudini e nei comportamenti del figlio adolescente. Una situazione che ha portato i militari ad ipotizzare che il ragazzo potesse essere vittima di un adescamento sulla rete. Nonostante gli accorgimenti tecnici adottati dai due uomini per nascondersi nel web, le indagini hanno permesso di risalire prima al 27enne equadoregno e successivamente al 39enne, trovati in possesso di diverso materiale pedopornografico. È stata poi scoperta una vera e propria rete di abusi nei confronti di numerosi minori tra gli 8 e i 17 anni, che in diversi casi venivano adescati facendo credere loro di parlare con coetanei, convincendoli così ad inviare materiale pornografico autoprodotto. I due arrestati erano riusciti anche ad incontrare di persona tre delle giovani vittime, riuscendo a conquistare la loro fiducia, consumando con loro rapporti sessuali. Plaude al lavoro delle forze dell'ordine Anna Chiara Sarto di Protection for Kids, onlus trevigiana che si occupa dei diritti dei minori. Quello scoperto, spiega, purtroppo non è un caso isolato, soprattutto dopo l'avvento dei social. In media 3 sono i video pedopornografici che vengono creati ogni minuto. Più di 500 sono le chat create ogni anno per scambiare materiale pedopornografico. Per l'associazione trevigiana Allarma contro la pedopornografia resta la prevenzione attraverso una corretta educazione digitale. Ci siamo resi conto dell'inconsapevolezza da parte dei giovani anche solo del fatto che, per esempio, detenere per sé materiale pedopornografico sia un reato.